Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video fantasmagorico, bellissimo. Un video che non avrà rivali. Ragazzi, e perdonate il sarcasmo e l'ironia, ma è l'unico modo che mi viene per cercare di contrastare questa situazione che secondo me sta virando sull'imbarazzante, ma l'imbarazzante è proprio quello pesante. Perché non so quanti giorni siano passati, ma era maggio, era fine maggio, quando Ranieri aveva annunciato che non sarebbe stato più l'allenatore del Cagliari per la prossima stagione e al 28 di giugno ancora non è arrivata l'ufficialità di Nicola. Si sa che è lui, sappiamo che è lui, ma al 28 di giugno, con la nuova stagione che comincia tra 3 giorni, noi non abbiamo ancora l'allenatore. Il ritiro non si sa, non mi pare siano uscite notizie su dove andremo in ritiro e il calciomercato è quanto di più lontano possa essere definito, come posso dire. Diciamo che non ci stiamo prestando più di tanta attenzione al calciomercato. E va bene così. Va bene così. Detto questo, io in questo video di cosa vi parlerò? E di niente, perché il Cagliari non ci offre argomenti, non ci offre spunti, non ci offre niente di niente. Quindi io la prima cosa che voglio fare è vedere quello che avevo aperto qua. Lo metto qui, tanto sì, perfetto. Per esempio, secondo Lanza, Nicola è sempre più vicino alla panchina del Cagliari. L'ok entro questo weekend. Dossena al Como, Viola forse al Pisa. L'articolo è uscito 27 giugno, quindi ieri alle 16:50. Tra domani e sabato potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte di Cagliari e Empoli per l'approdo in Sardegna del nuovo allenatore. L'accordo tra club rossoblù e tecnico c'è già, pronto un biennale addirittura con opzione per il terzo. Vabbè. Nel pacchetto da 4-5 milioni anche il difensore centrale toscano Luperto, chiamato a sostituire Dossena, passato al Como per 8 milioni più bonus. Voi vi rendete conto che noi stiamo pagando un allenatore, stiamo pagando un difensore centrale di eh, basso rilievo rispetto a quello che era Dossena e tutti e due un allenatore che non ha mai ottenuto nient'altro che la salvezza e un difensore centrale che ha sempre giocato ad Empoli e non è che abbia fatto tutto sto granché, li stiamo pagando la metà, tutti e due insieme, perché dobbiamo pagare tutti e due a quanto pare, perché gli unici mongoloidi siamo noi che pagano pure l'allenatore, tutti e due li stiamo pagando la metà di quello che prendiamo dalla cessione del miglior difensore centrale che abbiamo in rosa. Miglior difensore centrale che stiamo dando ad una squadra che sarà una diretta concorrente per il prossimo anno. Sembra una barzelletta, ma una barzelletta non è, perché questo è il modo di operare del Cagliari. Tra l'altro fatemi levare ste cuffie, mi metto quell'altra che se no sento tutti i rumori di fondo. Cioè, complimenti Cagliari, ma complimenti. È così in effetti che si fa il calciomercato. È decisamente così. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è ridicola tutta sta situazione. È veramente ridicola. Ai saluti anche Viola, capocannoniere rossoblù nella scorsa stagione con 5 gol. Dovrebbe andare in via al Pisa. Ha poi l'interessamento
di Macumbu da parte dell'Atalanta. Cioè, per quanto in realtà non ci sia nulla di parlare perché si parla solo di voci, ma nonostante le voci ci sono delle squadre che già si stanno portando avanti, almeno con l'ufficialità dell'allenatore, credo che siamo rimasti gli unici, ovviamente insieme all'Empoli che avrà D'Aversa come prossimo allenatore. Siamo rimasti gli unici a non aver annunciato assolutamente un cazzo. Poi Oristagno. Ehm, Cosa aveva detto Bonato in conferenza stampa? Proveremo a sentire l'Inter, è un profilo che ci piace. È un profilo che ci piace. Se riesco a scrivere. Oristagno al Genoa. Si scalda la pista a Venezia. Al Genoa a Venezia. Il Venezia. mm, 4 milioni. Il controriscatto di Oristagno è di 4 milioni. Tu non l'hai preso subito. Tu, chiunque abbia preso questa decisione, sei un coglione. Sappilo. Tu che hai deciso deliberatamente di non andare a prendere Oristagno e di non pagare questi cazzo di 4 milioni che sono una cifra ridicola per il giocatore che è Oristagno, è veramente una cifra ridicola, sappi che tu sei un coglione, senza mezzi termini. Non so chi sia stato, se il presidente, il direttore sportivo, non lo so. Chiunque sia stato è un coglione. Senza girarci troppo attorno, è la realtà dei fatti. Ma con quali criteri noi stiamo facendo il calciomercato? Con quali? Sono curioso di sapere con quali. Cioè, tu questo giocatore lo stai sostanzialmente regalando ad altre squadre. Un giocatore di un talento immenso, un giocatore che è in grado di risolverti le partite, e tu decidi volutamente di regalarlo ad altre squadre che presumibilmente lotteranno per il tuo stesso obiettivo. Complimenti, complimenti. Ma è così effettivamente che si fa mercato. È così. Poi Di Marzio, Piccoli sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù sembra accelerare per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, che di per sé non sarebbe nemmeno male, però il giocatore è reduce da una stagione con 5 gol in 37 presenze. Allora, messo che non c'è nessun attaccante del Cagliari che abbia fatto 37 presenze, non ce n'è nemmeno uno. Se non erro, il, i traguardi ottenuti da Piccoli, mi metto un attimo a tutto schermo perché sto qua, ok, no, mi sbaglio sempre, perdonatemi. L'anno scorso il capocannoniere del Cagliari, guardate un po', chi è? Con quanti gol? Viola, con 5 gol. Cioè, io dico, ma andare a prendere un giocatore magari anche dalla Serie B, però un cannoniere, uno di quelli che te la butta dentro, un coda, un po' Iampalo, che è difficile che venga, ma almeno ci provi per un profilo che ha della logica. Un Brunori che secondo me è il compromesso più giusto. Un Miaila, un Man. No, piccoli. 5 gol in 37 presenze. Tenendo conto che il giocatore non è nemmeno del Lecce, ma è dell'Atalanta.
che state a vedere. Questa è la volta buona. Io qui ci metto la firma, ma ce la metto col sangue. È la volta buona che l'Atalanta cede a titolo definitivo Piccoli. Perché quanti anni so che Piccoli va in prestito? Per curiosità. Come si chiama Piccoli? Non ne ho idea. Cerchiamo Piccoli. Mi sa di Lorenzo. Roberto? Sì, Roberto. Del 2021-2022 ha fatto 12 presenze e un gol con l'Atalanta. Poi in prestito al Genoa, al Verona, all'Empoli e al Lecce. Per quanto sembri poco, in realtà è tanto quello che ha fatto, perché in 2 anni lui sostanzialmente è stato con 4 squadre in prestito. Con 4 squadre in prestito. E non è mai andato oltre i 5 gol. E tu vuoi andare a prendere uno che non è andato oltre i 5 gol dopo un anno in cui non segnavi quasi manco per sbaglio? Ma qual è il criterio preciso con cui stiamo facendo il calciomercato? Che poi, attenzione, io metto le mani avanti. È vero che magari prendiamo Piccoli e questo si scopre capocannoniere della Serie A. Incomincia a segnare valanghe di gol, fa doppietta ogni partita e conchiude il campionato con 76 gol. Non lo metto in dubbio. Ma a livello concettuale, tu per quale motivo stai andando a prendere uno come Roberto Piccoli, che in Serie A non ti dà garanzie? Poi per carità, quei pochi gol che fa li fa pure belli, ci mancherebbe. Ma tu prendi Piccoli per quale motivo? Per quale garanzia? Di cosa hai bisogno? Tu hai bisogno di gol, hai bisogno di un giocatore che segni. E allora perché vai a prendere Piccoli? Ma non aveva più senso un Brunori, un Coda, un Pogliampalo? Piccoli. Roberto Piccoli. La risposta a una situazione in attacco che è stagnante, che è piena di giocatori ma in cui nessuno incide, è Roberto Piccoli. Io mi astengo perché poi il video verrebbe demonetizzato per forti bestemmie. Poi si parla di Lucchesi. Lucchesi, difensore centrale dal piede mancino, in presunto arrivo, quest'anno è stato in prestito alla Ternana dalla Fiorentina, per trovare un sostituto di Dossena. Io ho visto qualche partita della Ternana, non mi sono soffermato troppo su Lucchesi sinceramente, però deve arrivare a titolo definitivo e deve arrivare per una cifra che non superi il 1 milione di euro, stando a quello che è il valore. Perché se no, anche qui, se famo fregà dalla Fiorentina. E sinceramente non me va. Non è un'idea che mi ispira. Tra l'altro, in poco meno di metà anno si è raddoppiato il valore. Poi è chiaro che stiamo parlando di 350.000 e 700.000 euro. Però intanto si è raddoppiato. Intanto qui sta registrando. Sì. E andiamo. Quali altre notizie ci sono da dover commentare di questo mirabolante calciomercato del Cagliari? Oh, Esposito. Francesco Pio Esposito, giusto? Oh, Pio Esposito. Per curiosità. Visto che c'era. Francesco Pio Esposito.
19 anni, 3 milioni in prestito dall'Inter, immagino. Sì. Ha giocato 38 partite. 38? 3 gol. 3 gol. 3 gol. No, ho chiuso quell'altra pagina, vabbè. 3 gol. Uno degli obiettivi da portare da Seminello rimane l'attaccante Pio Esposito, in forza allo Spezia di proprietà dell'Inter. Il Torino vorrebbe provare un affondo decisivo per strappare il ragazzo alle concorrenti. La società nerazzurra però vorrebbe cederlo solo in prestito con obbligo di riscatto. 3 gol. 3 gol in Serie B. Se non erro, probabilmente, molto probabilmente, se io vado a cercare un attaccante che non ha quasi, non credo abbia giocato più di tanto quest'anno, però Sanabria del Torino credo abbia segnato più di 3 gol. Ne ha segnati 5 in Serie A e ha giocato 35 partite. C'è lo stesso numero dei piccoli. Vabbè. Cioè, con tutto che nemmeno Sanabria mi piacerebbe. Però intanto Sanabria viene da una stagione in cui l'anno prima aveva superato la soglia dei 10 gol. Me lo ricordo. 12. Aveva fatto 12 gol e 4 assist. Poi la media dei gol è sempre stata quella, non è sempre mai stata troppo alta. Tra l'altro non me lo ricordavo che avesse giocato pure col Sassuolo. No, io sono veramente curioso. Guarda, calciomercato Cagliari. Perché sono proprio curioso di vedere cosa si... cosa viene detto. Arriva la tanto attesa fumata bianca dall'Empoli. Poi le 4 nuove certezze. Vediamo, vediamo. Io sono proprio curioso. Notizie. Vabbè, sempre più vicino l'arrivo di piccoli. Oh, vediamo, vediamo. Le guardiamo insieme perché se no veramente non sarebbe uscito un video oggi. Quindi commentiamo questo. Cagliari e Empoli hanno finalmente raggiunto un accordo definitivo per Davide Nicola e Sebastiano Luperto. Il giocatore era atteso a prescindere per sostituire Dossena destinato al Como. L'accordo chiuso definitivamente tra i due club riguarda una cifra comprensiva del cartellino del giocatore e dell'indennizzo per l'allenatore è di 4 milioni di euro. Al momento manca ancora qualcosa sul contratto di Luperto, ma la trattativa dovrebbe concludersi senza nessun problema. Quest'articolo è uscito ieri, giusto? Oggi è venerdì 28 giugno, sì. Questo è uscito il 27 giugno alle 14:51. Eh, allora, mo perdonatemi, perché dopo sembra che io voglio fare il bastion contrario a prescindere. Ma se io vado un attimo su YouTube, qua rifiuta tutto. Cagliari Calcio. Credo l'abbiano pubblicato pure su YouTube il video dei Ranieri. Oh, il saluto del mister. Tanto non c'è l'audio, non si sente. Quando uscì? Il 21 maggio. È passato un mese e una settimana. Esattamente un mese e una settimana. Non so se ci rendiamo conto. Un mese e una settimana. Un mese e una settimana.
la trattativa dovrebbe concludersi senza nessun problema. Cioè, se noi per chiudere un difensore e prendere un allenatore ci mettiamo un mese e una settimana, io non oso immaginare tutto il calciomercato che sarà. Hai voglia a farci pensare che la situazione è cambiata. Quello porello, tutti vorrebbero il presidente Paperone. Siamo una barzelletta. Il problema è che siamo una barzelletta che non fa ridere. È quello il problema del Cagliari. Noi siamo una barzelletta che non fa ridere. C'è presente quel meme che gira? Io esattamente sono lui in questo momento. Ah, tra l'altro non lo posso far sentire qua perché se no non sentite. Levo un attimo le cuffiette, così lo sentite. Questo è il Cagliari. È esattamente questo. Giusto per rendere meglio l'idea, vi faccio sentire. Non penso io debba aggiungere qualcosa. Continuiamo a leggere. Quanto siamo? 22 minuti. 22 minuti di niente. Bellissimo, bellissimo. Alle 4 certezze sono Scuffet, Prati sulle mani e Pavoletti. Ok, pensavo che era qualcosa di un po' più. Marin, dalla Grecia il PAOK Salonicco pensa a Marin. Hm. Allora, guardi, guardi, gli do pure del lei al PAOK. Guardi che se vuole Marin, io glielo impacchetto. Quanto è fuorviante una competizione importante come l'Europeo, solo Dio lo sa. Va benissimo, io te lo impacchetto. Io ringrazio da una parte l'Europeo perché ci permette, secondo me, anche di strappare un po' di più per cedere Marin. Quindi a me va più che bene. Quindi va benissimo. Io, più che strappare, più che dare al PAOK Marin, farei uno scambio alla pari e mi riporterei a casa Despodov, che è un giocatore che a me non va né su né giù il fatto che abbia fatto bene a Cagliari, perché ancora mi ricordo quella prestazione contro l'Inter che è stata fenomenale. Non mi va giù che lui sia andato via. Secondo me è fortissimo e noi l'abbiamo svenduto. Ha fatto bene a Ludogorets, ha fatto bene al PAOK e noi qui a magnarci le mani perché in attacco c'avevamo la Padula, Pavoletti, Petagna e Shomurodov. Va benissimo. Però attenzione, in una rotta, quella tra Sardegna e Grecia, che potrebbe essere presa anche da Atsidiakos, che è in cima alla lista dei desideri del Panathinaikos per rinforzare la retroguardia. Io non ho ancora ben capito che cosa abbiamo deciso di fare con i difensori centrali. Io spero che tutto questo calciomercato venga fatto, quel poco che si sta facendo e quel poco è anche molto arraffazzonato, comunque con Nicola, sentendo i desideri e le volontà del mister, capendo quelli che sono le sue necessità e tutto quanto. Scusate, spero non si sia sentito, ma mi è uscito un rutto. Allora, tanto stiamo molto a tema con quello che è l'argomento del video, ovvero la monnezza. Come ho fatto vedere in precedenza nel mio video su Nicola,
La formazione più utilizzata negli ultimi 2 anni è il 3-5-2, ma se noi andiamo a vedere, non mi ricordo dove si vedeva, campionati nazionali no, mi sa era rendimento completo dove si vedeva. Sì, rendimento completo, andiamo a vedere rendimento completo, dovrebbero comparire le formazioni. Ma tralasciando che ce lo dice già all'inizio Transfer Market che è il 3-5-2 la formazione più usata. Cioè, vediamo che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Già nelle 15 partite 1, 2, 3. Solo 3 volte su 15 ha usato la difesa a 4 e 12 volte su 15 ha usato la difesa a 3. Gli stiamo mandando via Dossena. Azidiagos potrebbe andare via. Mina potrebbe andare via perché basta che pagano una clausola di 2 milioni. E già 3 difensori centrali sono andati via. Per quanto possa arrivare Luperto, tu devi prendere almeno altri 2 difensori centrali. Perché giochi con la difesa a 3. Cioè tu stai di nuovo smantellando e rifacendo una difesa che già era problematica nonostante Dossena, ma tu stai rifacendo una difesa sostanzialmente da capo. Perché poi Vietesca che fine fa? Visto che non è piaciuto a nessuno? Cioè, qual è il senso di tu? Io non riesco a comprendere il senso delle mosse del Cagliari o delle presunte mosse. La situazione è riparto per reparto. Andiamo a vedere. Un mercato partito spesso, come capita, in sordina, strano. Non solo per il Cagliari, ma per tutta la Serie A. Non me pare. L'eccezione nel caso dei rossoblù è quella del tecnico, ultima squadra ancora con la panchina vuota assieme proprio all'Empoli. Questione di dettagli, perché Nicola ormai ufficiosamente da almeno una settimana, ma pure di più, il nuovo allenatore del Cagliari, mentre Roberto D'Aversa prenderà il suo posto in Toscana. Il prossimo tecnico rossoblù sta però già da giorni lavorando alla rosa del futuro con il direttore sportivo Nereo Bonato. Me lo auguro. Partendo, come detto, da un suo uomo in azzurro, quel Luperto che riempie la casella lasciata libera da Dossena. In una difesa che verrà guidata ancora da Scuffetta, mentre per il secondo portiere si attende prima la probabile uscita di Radunovic tra cadetteria più probabile o Serbia. Ah no, ho letto male io, ok. Nessun riscontro sull'esterno difensore del Como Semper, idea che appartiene al passato, ossia prima che Scuffetta venisse prelevato dal Cluj un anno fa. Così come non c'è stato alcun contatto con la Fiorentina per il giovane centrale Lucchesi, la stagione scorsa in prestito alla Ternana. Ternana che tra l'altro è retrocessa. In attesa di capire se il Panathinaikos affonderà il colpo per Azidiakos per un prestito oneroso con diritto di riscatto, in uscita potrebbero esserci anche Azzi e Veroli. E io mi incazzo. E io qui mi incazzo. Perché Azzi lo concepisco. Non ha fatto bene. Non ha fatto bene. Cioè, tralasciando quei pochi gol che ha fatto in Serie B, non faceva bene nemmeno in Serie B. E quindi posso capire che venga ceduto. Ma Veroli, che è giovane. Veroli è giovane. Ma perché non puntarci? Vabbè. Per il primo si attendono proposte dalla B, per il secondo sono diversi i sondaggi, sempre dalla cadetteria, per un nuovo prestito dopo il rientro da quello di Catanzaro. Discorso simile sul lato opposto, con uno tra Di Pardo e Zappa che potrebbe salutare la Sardegna. Più il primo del secondo, mentre in entrata resta più che vivo il nome di Zortea dell'Atalanta. Attenzione alta sulla situazione Mina, ora impegnato in Coppa America, ma con il Cruzeiro sempre vigile la clausola da 2 milioni, valida fino al 10 agosto, a rappresentare una possibile via d'uscita. E è una clausola in cui il Cagliari non ha diritto, cioè nel senso, se un club paga questi 2 milioni, il Cagliari deve fare pippa. Non può dire, ah, non te lo do, deve darglielo.
In mezzo al campo tiene banco la questione viola con l'offerta di rinnovo del Cagliari per un'ulteriore stagione rimasta ferma 3 settimane fa, prima che il numero 10 calabrese partisse per le vacanze. Tornare in Sardegna nelle ultime ore dopo il passaggio a Pisa a creare possibili scenari futuri sotto la torre, Viola attende il Cagliari ma con diverse opzioni per la discesa in Serie B a cifre vicine all'ingaggio attuale e con il possibile biennale. Il Pisa del suo ex allenatore nonché amico Pippo Inzaghi è la società favorita. Sempre la voce uscite da registrare è l'interessamento del PAOK Salonicco per Razvan Marin, tema che però dovrà giocare foco, dovrà, tema che però dovrà gioco forza attendere la fine del percorso della Romania a Euro 2024. Tra l'altro, fortunatamente Romania è che è passata prima nel girone. Dico fortunatamente perché è il girone che ha finito con tutte le squadre a 4 punti. Tra l'altro, secondo me, io qui mi esprimo, Romania potrebbe essere una sorpresa di Euro 2024. Così come stand-by è congelato l'interessamento dell'Atalanta per Macumbu, mentre dovrebbero essere punti saldi Prati, Sulemana e De Iola. Che vai, e vai, bellissimo. Verranno valutati in ritiro Curfalidis e Del Pupo, con il greco che punta alla conferma, mentre l'argentino potrebbe fare un passaggio in prestito in B dopo l'anno in C a Pontedera. Possibile addio anche per Yankton, un rientro in Repubblica Ceca, l'opzione più percorribile, mentre per Mancoso è praticamente certa la naturale scadenza del contratto tra 72 ore. In entrata è tramontata praticamente sul nascere l'idea di Van de Putte del Catanzaro, mentre il possibile ritorno di Gaetano del Napoli si dovranno aspettare prima le valutazioni di Antonio Conte in ritiro e poi la scelta del calciatore, richiesto anche dalla Fiorentina e da Fabio Pecchia, suo vecchio allenatore a Cremona per il Parma. Visto che Pecchia già lo conosce, già sappiamo, se Conte non lo vorrà a Napoli, dove potrebbe andare. Il reparto offensivo vedrà una sorta di rivoluzione totale. Hanno salutato dopo il mancato riscatto sia Petagna che Shomurodov, così come Ristagno, sul quale il Cagliari non sembra intenzionato a tornare alla carica per un nuovo accordo con l'Inter. È proprio quello che ha detto Bonato. È proprio quello che ha detto. Poi dice, ma i tifosi non hanno visto in noi la trasparenza. Complimenti. Si ripartirà come base dai rinnovi di Pavoletti e Mutandua, oltre alla conferma di Luvumbo, con la consapevolezza di dover necessariamente intervenire per raggiungere nuovi tasselli. No, dici? Non l'avrei mai detto. Anche perché l'idea è quella di rinunciare anche alla Padula per il quale si attendono proposte concrete dalla B. Così come al momento 4 sono gli obiettivi di mercato sul taccuino del direttore sportivo Nereo Bonato, senza che per forza uno escluda l'altro, partendo da piccoli. Al contrario di quanto riportato da Radio Mercato nelle ultime ore, nessuna accelerata per l'attaccante bergamasco, che comunque resta obiettivo concreto in cima alle priorità. In cima alle priorità ci abbiamo uno che ha segnato 5 gol lo scorso anno, quindi tanto valeva, continua con Viola. Il secondo è Zola della Fiorentina, a maggior ragione dopo che i Viola hanno chiuso l'acquisto di Kin dalla Juventus. L'attaccante angolano però tra diverse proposte attese, ingaggi e valutazioni elevati è obiettivo complesso. Uno che ha fatto reparto da solo allo Spezia. È obiettivo complesso. Capisco l'ingaggio, ma uno che là davanti non giocherà perché ce ne sta Beltran e c'è Kin. Che ce deve rimanere a fare alla ferie? Cioè, a questo punto, se devi andare necessariamente a pescare in Serie A, è l'acquisto più logico, Nzola. So che a molti non piace, ma è uno che allo Spezia faceva reparto da solo. È l'acquisto più logico a questo punto, Nzola. Però va bene. Più fattibile Felici della Feralpi Salò, giovane che rientrerebbe nella politica di svecchiamento del reparto e che ha dimostrato un margine di crescita importante nonostante la retrocessione in C con i Lombardi. Giovane e con margini di crescita anche lo spagnolo dell'Iverdon Kevin Carlos, ultimo nome in ordine di tempo nella lista dei desiderati. Come raccontato nelle ultime ore è confermato il contatto tra Cagliari e club svizzero. Ancora da portare avanti quello con l'entourage del classe 2001, ex Huesca, capocannoniere dell'ultima Super League elvetica e per il quale l'Iverdon chiede 1,5 milioni di euro. Da vincere la concorrenza di Servette, Young Boys e alcune squadre tedesche. Da escludere invece un tentativo per il classe 2005 dell'Inter più Esposito. L'idea della prima ora è diventata sempre più fredda con il passare delle ultime settimane, sia lodato Gesù Cristo.
Così come rimasti tra gli osservati senza però nessun passo nemmeno interlocutorio i due giovani uruguaiani Rossi e Duarte, ipotesi al momento da scartare. In uscita si cercherà una soluzione definitiva per Pereiro, in scadenza da 12 mesi, mentre potrebbe essere valutato il ritiro Prelec, anche se la sua permanenza è appesa a un filo, con la possibilità di un inserimento dello sloveno come contropartita tecnica in una trattativa. Mi metto a tutto schermo. Fa veramente ridere tutta questa situazione. Io non aggiungo nient'altro di mie parole, ma mi limito a dire bella, raga.